diciamo, l'azienda è partita dalla divisione con gli altri parenti, quindi da una spartizione dei terreni, cioè la mia preoccupazione era sempre quella dell'input chimico dentro all'agricoltura, quindi ho cercato di ridurlo sempre di più. Dopo, dal 93, quando sono venuti fuori i primi PSR con le prime misure ambientali, diciamo, io ho attinto immediatamente a questi contributi. Si è cercato di reinventare un'agricoltura che era ormai persa, con la piantumazione delle piante intorno all'azienda e in mezzo all'azienda per fornire, diciamo, siccome l'azienda è biologica, costituire anche un isolamento dagli inquinanti, perché fino a prove contrarie gli alberi sono i più grandi abbattitori di inquinanti che abbiamo in natura. Il beneficio si vede sugli animali, perché loro, avendo una corretta alimentazione, degli spazi dove possono muoversi, un'ossigenazione, hanno pochissimi problemi, diciamo, generalmente di salute. Per entrare nello specifico, non abbiamo problemi di natalità, cioè i parti sono regolari. Sì, c'è stato qualche parto cesareo, ma nel complesso non più di tanto. C'è un'inseminazione naturale, perché c'è il toro che insemina le femmine. Si è sicuri che l'inseminazione, oltre a essere corretta, va a buon fine. I fondi sono abbastanza indirizzati verso un'agricoltura ambientale. Si sarà sempre più diretti verso un'agricoltura legata all'ambiente, perché è l'ambiente che fa vivere l'uomo. L'uomo può solo conservarlo, l'ambiente, perché l'ambiente è il più grosso capitale che noi abbiamo. Bisogna avere un'agricoltura legata all'ambiente. La cosa che mi gratifica di più del lavoro che faccio è che respiro aria pulita.